Abbiamo dimostrato di essere i migliori d'Italia, non lo dico io che sarei di parte, lo dice anche il Presidente della Repubblica, l'ha detto in un'occasione pubblica, quindi oggettivamente pensiamo di meritarci anche l'autonomia in questo ambito. Noi abbiamo chiesto un'autonomia simile a quella di Trento, dove è veramente autonomia realizzata. Adesso è iniziata la trattativa, vedremo cosa dirà il governo. La protezione civile è la prima materia da discutere in tema di autonomia, proprio perché è fiore all'occhiello della regione ed esempio evidenzia Bottaccin in tutto il paese. Questo trova ulteriore conferma anche nel progetto unico in Italia Cittadella della protezione civile, nato dopo l'esperienza del tornado che sconvolse la Riviera del Brenta nel 2015 e che coinvolge i ragazzi del liceo Galilei di Dolo. Si fanno delle ore di alternanza scuola-lavoro in cui si conclude il progetto con delle attività operative nelle giornate del sabato e della domenica del primo weekend di maggio, in cui tutti i ragazzi poi vedono a livello operativo tutto quello che hanno studiato. Per alcuni giorni vivono da veri e propri soccorritori. Uno degli obiettivi è quello ovviamente di avvicinare i giovani al mondo della protezione civile, ma anche quello di far capire che l'attività di soccorso non si può improvvisare. Noi abbiamo investito moltissimo in formazione con i nostri volontari, sono i più preparati d'Italia, si investe molto perché operare in uno scenario complesso come quello emergenziale non può esserci improvvisazione, ma deve esserci una grande preparazione. Il rischio altrimenti è quello di farsi male. Quindi gli angeli del fango vengono sempre apprezzati, ma con cautela, perché è importante la preparazione. Tutti siamo dei volontari, abbiamo famiglie, a casa vogliamo tornare tutte le sere completamente sani, e la sicurezza per noi, ma anche la stessa professionalità negli scenari operativi è veramente importante.